Allora, eccoci qua, ultimo scampolo della nostra trasmissione, tornati in diretta come sempre per parlare, abbiamo parlato di autonomia, questa autonomia tanto attesa che non è arrivata e bisognerà capire se questo nuovo governo è intenzionato a dare maggiore autonomia non solo al Veneto ma anche ad altre regioni italiane, ma io volevo ritornare invece a parlare di Europa. In questi giorni il Presidente del Consiglio Conte riconfermato è stato a Bruxelles, ha incontrato la Presidente Ursula von der Leyen, e hanno parlato anche di migranti, un altro dei temi particolarmente sentiti. Allora ascoltiamo il punto stampa di Conte dopo l'incontro. Da questo punto di vista c'è grande disponibilità a trovare subito un accordo, ancorché temporaneo, poi lo stabilizzeremo, lo modificheremo, lo perfezioneremo, ma assolutamente dobbiamo uscire dalla gestione dei casi emergenziali affidati alla sola Italia. Qui abbiamo la massima disponibilità, adesso dobbiamo un po' definire un po' i dettagli. Sicuramente l'Italia vuole che anche questo meccanismo temporaneo ci sia sostanziale condivisione e ripartizione. In prospettiva, poi quando lo perfezioneremo, avremo probabilmente dei paesi che saranno riluttanti. C'è consapevolezza però che chi non parteciperà, come dire, ne risentirà molto sul piano finanziario, in modo consistente. Se siamo in Europa, evidentemente tutti devono partecipare a meccanismi di redistribuzione e quindi un meccanismo di solidarietà non può essere disatteso se non a grave prezzo per quel che mi riguarda. Dobbiamo fare molto di più sui rimpatri con l'aiuto dell'Europa. Da questo punto di vista in Italia non possiamo dirci soddisfatti del sistema dei rimpatri, quindi anche su questo abbiamo la piena attenzione, la piena condivisione. D'ora in poi il meccanismo dei rimpatri dovrà essere gestito a livello europeo e soprattutto integrando gli accordi che devono essere a livello europeo, non possono essere affidati bilateralmente ai singoli Stati come l'Italia. Grazie. Ecco, allora, questa è diciamo così, la ricetta. La proposta che fa il Presidente del Consiglio Conte, cioè è realistica che l'Europa si accolli in percentuale tutti quelli che noi italiani e le varie attività salvano, perché chiaramente è un salvataggio. No. È un ponte, l'Italia è un ponte, mi permetto io di intervenire, insomma, visto che l'Italia è un ponte... Questa volta te l'ha concessa. Grazie, è stato gentile, sei taciuto. No, è un ponte, l'Italia è un ponte naturale per l'Africa, quindi naturalmente dalle parole di Conte ci sono due dati, allora che gli sbarchi riprenderanno, perché non ci sarà il caso emergenziale, quindi porti aperti, quindi i centri di accoglienza straordinari. Lui dice ridistribuzione dei migranti nei paesi europei, chi si rifiuta non avrà flessibilità e non avrà praticamente degli incentivi economici. Ci sarà un'ammenda, una multa. Esatto, allora la questione è molto semplice, praticamente lui sta dicendo in altre parole un concetto molto semplice. Noi siamo obbligati, perché siamo un ponte naturale per l'Africa, a prenderci questi disperati che vengono qua in cerca di cambiare le loro condizioni di lavoro. In cambio l'Europa ci darà dei soldi e ci consentirà di probabilmente una flessibilità per quanto riguarda i vincoli. Gli altri paesi a parole saranno favorevoli alla redistribuzione, alcuni saranno favorevoli, altri, come ha detto lui, saranno riluttanti e la pagheranno, ma di fatto il problema ce lo prenderemo in corpo noi e purtroppo si ripartirà con quello che abbiamo già visto nei precedenti governi, che riprenderanno gli sbarchi. Ci saranno dei paesi che non li prendono e quindi rimarranno qua, però ci daranno i soldi. Ecco, questo il modello di sviluppo di questo paese sarà sull'immigrazione. Io sono molto deluso, cioè lo dico proprio da politico, molto deluso, e con queste prospettive qua la Lega non prenderà il 40%, prenderà anche il 50%, purtroppo, ma te lo dico purtroppo perché distruggeranno tutto,
stanno distruggendo tutto. È una cosa incredibile. Cioè, nell'attesa che la Lega prenda il 50% possiamo discuterla con un po' più di realismo. Finora abbiamo fatto la guerra all'Europa, abbiamo costruito in Italia un clima che non andava bene. Li abbiamo bloccati. Lei mi ricorda, lei li ha visti passare ministri degli interni, ma si ricorda nella storia politica di questo paese un ministro degli interni Migliore di Salvini, che rappresenta tutto il paese? Il ministro degli interni rappresenta il paese. Migliore di Salvini. Gestisce la finanza e i carabinieri, che ha fatto un uso così forte, in alcuni casi con parole scomposte della sua funzione ministeriale. Lei conosce che la Democrazia Cristiana, che ha sempre gestito quel ministero, abbia mai messo in quel ministero uomini di così grande visibilità? Un motivo ci sarà, no? Detto ciò, oggi si sta ragionando di un'ipotesi di distribuire i migranti in tutta Europa. Ma non è che lì la gente che sta in Africa si telefonano: oh ragazzi, c'è Zingaretti, pigliamo le barche e andiamo. Sì, invece è così. Vi prego, invece è così. Ma dai, su via. È I così. migranti non stanno sbarcando per un semplice motivo, perché l'accordo fatto con la Libia li fa tenere in Libia con condizioni disumane. Sono state riportate su tutte le televisioni le condizioni con cui sono tenuti i migranti. Il numero dei migranti è sceso già quando c'era il governo Minniti. Siamo a cifre irrisorie, non siamo più a numeri elevati. La domanda è un'altra. Ora, poi vi risolveremo il problema, e secondo me è giusto. Per esempio Orban, che è alleato di Salvini, è stato il primo a dire: io non li prendo. Lei sa che il paese di cui Orban è il Presidente del Consiglio è obiettivo 1 in Europa e riceve una quantità di fondi europei straordinariamente più grande di quanto contribuisce il paese di cui è Presidente Orban? Perché è un paese obiettivo 1. Allora, se tu non vuoi partecipare al meccanismo comunitario, non ti puoi neanche prendere una parte di soldi rilevanti, quindi il meccanismo non fa una piega, quello dell'ammenda. Quindi io spero che questa cosa vada in porto. Ma i 300.000 che erano in Italia, no? I 200.000, se li ricorda, su cui abbiamo costruito, qualcuno ha notizie, abbiamo fatto una politica in questi 14 mesi per questo, abbiamo fatto due cose, li abbiamo resi ancora di più anonimi. Il decreto sicurezza bis rende quelle persone anonime. Ma non è possibile prendere queste 200.000 persone e cominciare a dire: voi cosa fate qua in Italia? Io faccio la badante, regolarizzala, sta lavorando, è una persona che contribuisce alla comunità. Tu cosa fai? Io lavoro nei campi a fare 2 ore l'ora a farmi sfruttare. No, regolarizzalo perché voglio lavorare. Tu cosa fai? Io ho reati penali, te ne torni a casa. Cioè, possiamo cominciare attorno a questa questione, invece di organizzare una palla mediatica costruita ad arte con la bestia di Salvini, che è questo meccanismo messo a punto digitale per cui si bombarda la gente di messaggi, vedere quelli che già sono in Italia, separarle e vedere chi lavora lo facciamo stare qui, gli garantiamo un percorso verso un'integrazione, chi invece non lavora e non delinque se ne va a casa. Se lei telefona a una stazione dei carabinieri di Vigonza, il capo dei carabinieri di Vigonza le sa dire di tutti gli immigrati che sono sul territorio, che noi non conosciamo nulla perché li abbiamo resi anonimi, chi in questo momento lavora, fa la badante, fa l'operaio sfruttato nei campi e chi invece delinque. Separiamoli. Chi lavora di questi 200.000 che sono qui nel più totale anonimato, nella più totale indistinzione di diritti, li separiamo, perché chi lavora sta qui, ha voglia di stare qui, sta cercando di fare un lavoro con dignità, gli costruiamo un percorso di integrazione. Chi invece sta qui e vuole delinquere se ne va a casa. Questa cosa qui è una cosa che si può fare, ma in 14 mesi l'unica cosa che si è fatta è si è costruita una bolla, per cui abbiamo avuto anche episodi spiacevoli legati al fenomeno di razzismo, che probabilmente uno li può portare anche al 30%. Ma questo non è governare il paese, è parlare alla parte, alle emotività di un paese. Guardate che la foto di Renzi sul comodino, ce la dobbiamo tenere tutti, Renzi 4 anni fa aveva il 41%. E se tu costruisci un consenso sull'emotività, ci sarà un'altra emotività che te lo farà diminuire. Il consenso lo costruisci con una visione del paese, con un'idea di governo del paese, e non sull'emotività. Certo. Certo, allora abbiamo ancora un contributo. Sì, allora... Salvini che parla di Gentiloni.
Sentiamo cosa dice. Perché è importante sentire tutte le varie opinioni su quello che sta succedendo. Oggi qualcuno diceva è un giorno di festa perché hanno messo il rivoluzionario Paolo Gentiloni agli affari economici. Io aspetterei a festeggiare perché penso che tutto possa fare l'ex premier Gentiloni fuorché avere occhio di riguardo per l'Italia. Oltretutto è un commissario controllato perché il vicepresidente con delega agli affari economici sarà il noto Falco Dombrovskis, quindi se avete svenduto l'interesse nazionale italiano per qualche poltrona l'avete svenduto anche male, perché ve ne hanno rifilato una sola, caro Presidente del Consiglio. Le do questa mia impressione, le hanno rifilato una sola. Questo è stato il commento in aula al Senato di... E poi abbiamo ancora un commento che è Gianrusso del Movimento 5 Stelle, un europarlamentare. Abbiamo una posizione che non è esattamente quella di Salvini, però dice anche lui qualcosa. Ascoltiamolo. Paolo Gentiloni è il problema, perché non siamo contenti per un motivo semplice, perché io penso che nella contrattazione, che comprendo perché non vivo sulla Luna, quindi comprendo che sia stato oggetto di contrattazione, secondo me sarebbe stato più giusto che fosse un commissario del Movimento 5 Stelle. Con i miei colleghi avevamo chiesto di essere sentiti, di deciderlo insieme, quindi posso capire il fatto che alcuni miei colleghi siano, e anch'io, non sono contento del fatto che questa cosa non l'abbiamo deciso insieme, mentre invece quando si è trattato della von der Leyen, se votare o no la fiducia, non solo ne abbiamo parlato col Presidente Conte, con la von der Leyen, abbiamo fatto un lungo colloquio di 2 ore, poi abbiamo messo delle condizioni, dei paletti, lei ci ha accontentati naturalmente nel suo programma, poi se lo farà o meno lo vedremo e noi toglieremo immediatamente la fiducia se non rispetterà quello che è stato il suo programma, quindi lì era stato un voto molto ragionato, sempre pensando al bene dei cittadini. Quindi abbiamo parlamentare europeo? Sì. Ha detto un errore tecnico micidiale, lui non vota la fiducia alla Commissione europea, quindi non toglie la fiducia. I 5 Stelle hanno un grande problema, devono studiare. I 5 Stelle devono studiare un pochettino. Un attimo solo, un po' di amministrazione, i vostri alleati. Vabbè, ma se c'è un errore così evidente, però una cosa comunque ha ragione, comunque l'attrazione di questo governo non è 5 Stelle, questo qua è un governo a trazione PD, perché il PD ha esperienza amministrativa. Come prima era a trazione leghista, perché noi abbiamo esperienza amministrativa, ce l'hanno anche loro, anche se condividiamo poco nulla delle loro idee, e dopo soprattutto abbiamo comuni, regioni, i 5 Stelle non hanno nulla, al di là del voto d'opinione che è dentro il Parlamento, che ritengo che non sia rappresentativo, non hanno assolutamente nulla, quindi la morsa a tenaglia che c'era prima con la Lega, adesso l'avranno col PD. Secondo me fra 3 anni e mezzo i 5 Stelle saranno un partito che sarà ridotto veramente ai minimi termini. Questa è la mia opinione. Invece penso che uno dei meccanismi perché non ha funzionato quell'accordo è il contratto. Il contratto regolamenta rapporti tra privati, è un istituto giuridico che serve a raccordo tra privati cittadini. E in politica si fanno alleanze. E un errore è stato non avere le alleanze nei territori. Perché non puoi governare a Roma e avere a Milano, su che base? E avere a Milano una giunta all'opposto. Io penso che il tema di un'alleanza politica nel territorio con i 5 Stelle vada posta, e io credo che bisogna fare un'iniziativa politica nei confronti dei 5 Stelle, dell'elettorato dei 5 Stelle, perché si costruiscano anche alleanze dal territorio ove è possibile. Ma vedi, ecco, lui ha centrato una cosa che è incredibile, che è quello che noi continuiamo a dire: a prescindere dai programmi, delle idee eccetera, si costruiscono le alleanze. Lui dice, a me non me ne frega niente perché il governo cade perché c'era un contratto e qualcuno non l'ha rispettato, quindi sostanzialmente dà ragione a chi ha creato sta crisi, nel caso specifico la Lega, perché non si va avanti. E lui dice, a me non me ne frega niente del programma, la cosa importante è fare un'alleanza contro Salvini per vincere. Questo è quello, la sintesi è tutta qua. Allora, se un governo, se un'alleanza per una regione si deve basare per fermare una forza politica, un voto d'opinione o l'ex ministro degli interni Salvini,
non vai da nessuna parte, non si fa bella politica. È lecito, sì. Secondo me è un modo di fare politica che non mi appartiene. Ma perché quando l'alleanza la fa la Lega con i 5 Stelle? Ma la facciamo su una tematica, è una cosa straordinaria. Su un programma. Ma il programma, siamo insieme al governo. E tu hai detto, è stato sbagliato a fare un programma, l'hai detto. Ho detto, un cosa accordo, ho detto lo so. Un contratto dove c'è un programma. Il contratto regolamenta un rapporto tra privati, è stato sbagliato non costruire qualcosa che va oltre il contratto che prevede una cosa tu, reddito di cittadinanza, una cosa io, la flat tax. L'alleanza politica è qualcosa che va oltre questo meccanismo. C'è un governo, cosa c'è di più unitario che governare il paese assieme, che non significa scomparire. E il governo si è presentato con un governo, si è presentato con una dichiarazione programmatica del Presidente del Consiglio, ora farà la finanziaria e vedremo in finanziaria, come dire, la sintesi di quell'operazione. Io credo che anche nei territori, ove è possibile, tu riproduci il meccanismo che sistema. Lo trovo di una ovvietà. Il centrodestra si presentava unito quando aveva Berlusconi che faceva il Presidente del Consiglio, il centrosinistra si presenta unito, e noi stiamo cercando di fare un'avanzata nei confronti dei 5 Stelle per costruire alleanze nei territori, ma perché stiamo costruendo non un contratto, una cosa tu, una cosa io, un'alleanza politica a partire da questo spirito di governo. Allora, tu stai costruendo un'alleanza a prescindere dalle tematiche. Perché... Ma se siamo governo assieme, abbiamo fatto un governo assieme, ho capito, qualche punto di contatto ce l'avremo, Dio santo. Ecco, io sarei curioso, allora, fermo restando che secondo me l'elettore dei 5 Stelle è un elettore che la casa naturale è la sinistra, la stragrande maggioranza, quindi sostanzialmente si sta risolvendo in una questione molto semplice dove c'è un bipolarismo, cioè il centrodestra e il centrosinistra. Ma detto questo, io sarei curioso, ma anche per imparare, te lo dico in maniera molto, qual è il programma? Perché se è la lettera che ho visto di un'ora e mezza, il discorso di Conte di un'ora e mezza dove mette tutto al contrario di tutto, che sembra una roba spettacolare, io sono preoccupato, hai capito? Se invece la tematica è una strategia per arginare, per non far vincere Salvini, quello è un altro legittimo. Credimi, torniamo benissimo anche con la presenza di Salvini. Per esempio non è la flat tax, noi abbiamo un'altra idea di costruzione dell'ipotesi del prelievo fiscale, no? Ne dico una, per esempio sulla scuola noi pensiamo che sia uno dei grandi temi su cui fare investimento, la questione ambientale è uno dei grandi temi su cui fare investimento. Ne ho citate 3, ho fatto i capitoli. Andiamo oltre quello che è insomma colgo l'occasione che ha citato adesso la scuola perché è uno degli argomenti che stiamo preparando. Con questa proposta stiamo lavorando e probabilmente sarà la prossima trasmissione, perché ci troviamo di fronte a una scuola che è multietnica, ma non basta dire multietnica perché abbiamo magari il colore della pelle un po' diverso, è multietnica perché molti dei studenti non sanno parlare correttamente l'italiano e allora abbiamo una percentuale del 37% di ragazzi che arrivano alla terza media e non sanno scrivere e non sanno parlare in italiano perché chiaramente a casa parlano un'altra lingua, perché provengono da altri paesi e quindi il problema non è la colpa degli allievi o della situazione, ma che tipo di scuola dobbiamo organizzare allo scopo di superare questo ostacolo. Stiamo mettendo i professori di fronte a una situazione che è insormontabile. Se io in una scuola, in una classe, ho 15 persone, di cui supponiamo il 5 persone sono di etnie diverse con lingue diverse, come faccio a spiegare la storia, l'italiano, come faccio? Quindi ci vuole un ulteriore supporto e una preparazione diversa rispetto al vecchio docente di una volta, il maestro piuttosto che il professore, che deve sapere organizzare un tipo di spiegazione che è completamente diversa, ma anche l'organizzazione scolastica. Quindi
Se vogliamo effettivamente fare quel passo famoso che non è soltanto democrazia, che vuol dire integrazione, ma integrare vuol dire fare star bene la persona che è arrivata in Italia, che deve entrare in contatto con tutti gli altri e non sentirsi emarginato, ma non solo, ma conoscere, è successo ieri che 4 indiani, poveretti, avevano un'attività e sono morti perché non conoscevano i principi, i sistemi di sicurezza che noi utilizziamo in Italia e che sono obbligatori. E purtroppo è successo. Allora, questa condivisione del sapere non è soltanto il pronunciare bene le parole, ma vuol dire anche il contenuto e capire in quale paese sei, perché studiando la storia riesco anche a considerare il contesto entro cui io vivo tutti i giorni e il comportamento delle persone, e ci sarà una reciprocità anche da parte degli autoctoni, quindi dai giovani italiani, nei confronti di chi è immigrato, eccetera. Ecco, e poi la descolarizzazione che stiamo assistendo in Italia, che è mostruosa, cioè ormai i giovani tendono a non andare più a scuola oltre una certa età. L'insegnamento di quelli che sono i sistemi di comunicazione, noi consideriamo una cosa cattiva il telefonino per i giovani, però dobbiamo considerare anche il fatto che esiste e dobbiamo fare i conti su quello che noi ogni giorno ci scontriamo, e quindi l'insegnante deve essere preparato a insegnare come usare, perché il mezzo di comunicazione oggi è come un coltello, se lo prendo dalla parte sbagliata mi faccio male. Ecco, questi sono gli argomenti che vorremmo affrontare la prossima volta, e poi vedere anche l'altro aspetto, che è la TAV. Quanto serve, perché noi siamo un paese che ha prodotto molti diciamo strutture, certo, grandi opere, che la maggior parte di queste grandi opere o non funziona o non sta più in piedi. Noi abbiamo il grande rischio che la famosa autostrada del Sole sta crollando e ne abbiamo documentazione, e quindi dobbiamo capire se questa politica, e parliamo di una politica che è considerata sana, quella della democrazia cristiana, è quella che ha benedetto il ponte Morandi, che era un ponte che è costruito in maniera tale che matematicamente doveva crollare. Diamo l'appuntamento alla prossima settimana, certo. Io ringrazio Angelo Zuppardo di Leo Articolo 1, grazie a Marcello Bano della Lega per essere stato qua con noi. Niente, con i telespettatori, allora ci vediamo a venerdì prossimo, qualche minuto dopo le 21, TV7 Match, vi aspettiamo. Buonanotte a tutti.